Ciao, sono Fabbri. Oggi ti porto sul Gran Sasso d'Italia. Ebbene sì, il Gran Sasso, Campo Imperatore, chiamalo come ti pare. Ma questo è il posto che almeno ogni rider dovrebbe vedere una volta nella vita. Partiamo da Asserci, dove abbiamo trascorso la notte insieme al Bubbo, a Massi e agli Easy Riders. Prendiamo la strada statale 17 bis e saliamo verso Campo Imperatore. Scenderemo dalla parte opposta passando per Calascio, eccetera, eccetera. Che sfiga, niente da fare. Il pezzo finale per Campo Imperatore è ancora chiuso per neve. Proseguiamo per il ritrovo Mucciante.
fermiamoci un attimo, questo è il posto panoramico per eccellenza, da qui ti puoi fare la foto con lo sfondo del Gran Sasso, esattamente con il Cono Grande, la vetta più alta, 2912 metri sul livello del mare. Non è giornata. Il Cono Grande e il Cono Piccolo sono nascosti tra le nuvole. Giusto il tempo per fare qualche foto, qualche ripresa e proseguiamo. Proseguiamo su questo altipiano strepitoso, dove sei tu, la tua moto e il nulla. Questa è una sensazione che almeno una volta nella vita devi assolutamente provare. È straordinaria, è indescrivibile. Anche questo chiuso. Evidentemente la stagione non è ancora iniziata se non durante fine settimana. Pazienza, proseguiamo senza cibo.
Tra poco ci divideremo, il Bubbo e Massi andranno verso Teramo, gli altri verso Roma. Come sempre ti chiedo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisato sui nuovi video. Alla prossima!